Questa sera abbiamo Maura Vargio, che è un'archeologa che scava, molto in gamba, tra l'altro funzionaria della soprintendenza di Cagliari. Allora, buonasera a tutti, di nuovo mi presento con un po' più di calma. Sono, come vi diceva Luigi, un funzionario archeologo della soprintendenza di Cagliari. Oggi mi occupo in realtà prevalentemente del territorio dell'Oristanese. Sono un funzionario responsabile per diciamo la Sardegna centro-occidentale, dal territorio di Ussalamana, per intenderci, dall'Alta Marmilla fino a Fortongiano, Scuglieri, passando per la costa, Santa Giusta, Oristano, Cabras, San Vero, eccetera, insomma. Quindi questo è più o meno il territorio che l'ufficio mi ha assegnato e per cui io mi occupo della tutela archeologica per la soprintendenza. In realtà per oggi sono qua per parlare di studi un po' diversi, che riguardano quella che è la mia preparazione precedente al mio ruolo di funzionario, cioè sono gli studi che ho fatto per la mia laurea e la mia specializzazione, perché sono di Settimo San Pietro, quindi essendo di Settimo ho dedicato molti anni a studiare questo territorio per ovvie ragioni. E per potermi laureare, appunto, e specializzare, mi sono occupata soprattutto di archeologia territoriale. Sono una classicista, quindi mi occupo di età romana prevalentemente, ma mi sono occupata appunto per questi studi di fare uno studio dettagliato con ricognizione di superficie del territorio di Settimo, alla ricerca di quelle che sono le testimonianze materiali che questo territorio può restituire, di tutti i tipi, dalle evidenze più monumentali, come il Pozzo Sacro di Cucurumuragi, che tutti voi conoscete, a quelle meno evidenti, per esempio le aree di dispersione di materiale archeologico, no? Le aree di frammenti di ceramica che, andando in giro per le campagne, molti di noi sottovalutano, ma l'archeologo raccontano molto invece della storia antica di un territorio, perché in qualche misura conservano tracce dell'azione di comunità antiche che nel tempo si sono succedute nelle campagne, in quelle che oggi noi chiamiamo campagne, che un tempo invece avevano magari una vocazione differente. Il territorio di Settimo in questo senso è un territorio che si presta particolarmente alla ricerca di tracce di antropizzazione, cioè di tracce di vita umana fin dalle epoche più antiche, perché ovviamente è un territorio particolarmente fertile, fatto di piani alluvionali, pochi e dolci rilievi, in realtà molto come dire, poco aspri e facilmente controllabili e gestibili, che hanno come dire, favorito, con la forte presenza d'acqua, con la capillare presenza d'acqua, hanno favorito la vita umana da sempre. Per chi non lo conoscesse, anche se forse siete tutte persone più o meno della zona, il territorio di Settimo oggi dal punto di vista amministrativo confina con quello di Sinna, di Quartucciu, di Selargius, no? Di Sestu, più o meno è incastonato tra questi. Non è un territorio vastissimo in realtà, è abbastanza piccolo, però è interessante notare come, nonostante sia ristretto, invece lo studio e l'analisi abbiano restituito una presenza, diciamo, molto densa, ecco, di attività umane nel suo territorio, che quindi rivela una frequentazione capillare, come dicevamo prima. Le fasi di vita che noi possiamo documentare nella storia di questo territorio in parte ci vengono dagli studi e dalle analisi che ha fatto in particolare un grandissimo studioso che Luigi ha citato poco fa, che è scomparso di recente, che è il professor Azzeni, che io citerò ovviamente più volte, soprattutto quando parlerò del Pozzo Sacro di Cucurumuragi. Lui si è occupato sia delle fasi prenuragiche in realtà sia delle fasi nuragiche. Il territorio di Settimo di fatto non è stato sottoposto a grandi scavi, campagne di scavo archeologico. Sono pochissimi i siti che hanno goduto, diciamo, di questa fortuna, chiamiamola così, perché è giusto chiamarla fortuna, perché non sempre ci sono le risorse e il tempo per uno scavo archeologico, ovviamente. E quindi noi oggi vedremo, cercheremo di ripercorrere la storia del territorio a partire dalle fasi più antiche in maniera diciamo diacronica, cercando di avvicinarci pian piano ai nostri giorni attraverso alcuni dei siti che sembrano essere o che sono, a parer mio, più rappresentativi dei periodi storici che abbiamo potuto documentare. Per le fasi prenuragiche sicuramente c'è la Dom Regianas di Saqueis Dolus, che forse qualcuno di voi ha visitato nel tempo, ecco, che si trova nella zona che è cosiddetta di Montigeldu, compresa tra Settimo e Sinai sostanzialmente.
La Domus de Janas di Saquesdolus, che risale alla fine del IV, inizi del III millennio a.C., è un monumento molto caro ai settimesi, sotto vari profili, diciamo, non solo dal punto di vista della documentazione storica del territorio, ma anche perché nel tempo, siccome si trova vicinissima questa tomba alla chiesa campestre di San Pietro in Vincoli, da sempre, diciamo, la frequentazione del sito è stata legata ai riti religiosi che la comunità svolgeva per questo santo, per San Pietro, tanto che in passato, e oggi si fa perché per molto tempo si è persa la tradizione ma è stata ripristinata solo da qualche anno, addirittura la processione che partiva dalla chiesa parrocchiale del paese passava per la Domus de Janas, dove c'è una piccola vena d'acqua prima di raggiungere la chiesa di San Pietro in Vincoli, dove c'è una piccola vena d'acqua, e quest'acqua era addirittura ritenuta curativa e legata in qualche modo alla figura del santo. Non sto a raccontare che c'è anche una leggenda, non sto a raccontare ma lo racconto, che c'è anche una leggenda che racconta che San Pietro, ma questo che capita per molti siti in realtà, non solo per questo, durante i suoi viaggi si sarebbe fermato a pregare su questa Domus, no? E li avrebbe pregato così tanto da lasciare le impronte. A noi piace comunque raccontare, è un pezzo come posso dire, di tradizione che non ha tanto a che fare con l'archeologia quanto con il rapporto che la comunità instaura stretto, no? Con i beni archeologici, e che fa sì che questi beni perdano nel tempo ovviamente la funzione originaria che avevano per chi li ha costruiti, ma come dire la trasformino questa loro funzione, legandosi invece a comunità vive, diverse da quelle che li hanno realizzati, ma che in qualche misura vedono in essi comunque un punto di riferimento. La Domus de Janas di Saquedolus in realtà è molto semplice, è composta da un'anticamera e da una camera d'accesso, un'anticamera d'accesso e una camera sul fondo, disposte una dietro l'altra sostanzialmente di fronte all'ingresso. Volevo farvi vedere, ecco qua si vede meglio nella foto, il portelletto, si vede l'apertura della Domus e probabilmente una piccola scalanatura sulla destra che era quella dove era originariamente alloggiato un qualche portelletto di chiusura, un qualche elemento litico che doveva fungere da chiusura della Domus. Ovviamente si è perso perché, come potrete immaginare, nel tempo è stata utilizzata come ricovero dei pastori, insomma ha conosciuto vicende varie ed eventuali, diciamo così, e quindi questo elemento l'abbiamo perso, però è sicuramente uno dei siti più antichi che noi possiamo riscontrare nel territorio. Non è l'unico però, quindi diciamo che è la prima tappa del nostro percorso. Un altro sito di interesse che ci porta un po' più avanti nel tempo, ma rimaniamo ancora nella seconda metà del III millennio a.C., è il sito di Sagosta Isclus. Ora, Sagosta Isclus è il toponimo di questa località che per essere chiari, si trova sostanzialmente all'ingresso del paese. Se voi percorrete la strada, la cosiddetta via del lavoro, che va da Selargius a Settimo, no? Che è costellata in realtà da zone industriali sulla destra e sulla sinistra, a un certo punto sulla sinistra troverete un grande supermercato che è l'Eurospin. Ebbene, l'Eurospin sorge sui resti di questa necropoli. Questo perché? Perché era in lontano, posso dire 2007, quando io da studentessa facevo le ricognizioni territoriali, cioè giravo per il territorio alla ricerca, come vi dicevo prima, di testimonianze archeologiche, materiali, insomma dispersi, come dicevamo prima, anche nelle campagne, e quindi nelle mie ricerche passavo per questa zona mentre stavano costruendo l'Eurospin. Il caso ha voluto che avessero appena iniziato proprio lo scavo per l'impianto delle fondazioni, ma mentre passavo di lì mi sono resa conto che c'erano frammenti di mosaico dispersi, materiali ceramici, tutti elementi che in qualche misura, come dire, non erano irrisori, no? Rispetto alle opere che si stavano realizzando a poche decine di metri, no? E quindi, insomma, il fatto abbiamo portato fin là, abbiamo immediatamente avvisato la soprintendenza. Allora ero insieme al gruppo archeologico, a uno degli esponenti del gruppo archeologico, che è intervenuta tempestivamente. A quel punto la soprintendenza è intervenuta sul sito e ha verificato che effettivamente gli scavi avevano intercettato una necropoli di cultura Monteclaro, che si è salvata per il lembo, insomma, non interessata dagli scavi, appunto per una devo dire, casualità, ecco. Racconto anche un aneddoto che è quasi divertente, nel senso che mentre ero lì
e c'era l'impresa che stava lavorando ai lavori, io comunque ho avuto modo di interloquire con il direttore, con chi stava operando quei mezzi, e loro, come dire, avevano fatto presente quello che c'era. E loro insomma avevano sottovalutato la cosa pensandosi ma tanto da qui ad intervenire la soprintendenza non se ne rendono conto. No, a loro sembrava una cosa impossibile, no? E invece manco a dirlo, la soprintendenza è stata veramente tempestiva all'epoca, lo è anche oggi ovviamente, ma all'epoca lo fu davvero, e intervenne immediatamente. Furono rinvenute ben 5 sepolture di cultura a Monteclaro, di cui 4 come quelle che vedete nella foto, realizzate con una fossa scavata e poi delimitata lateralmente da un piccolo muretto che consentiva un accesso appunto alla tomba, in cui il defunto veniva deposto rannicchiato sul fianco e accompagnato da quelle che sono i materiali tipici ovviamente della cultura monteclaro, queste situle, questi vasi caratterizzati da questa decorazione a scalanature, no? Verticali e orizzontali alternate a comporre quasi dei partiti, delle metope, no? Che è tipica della cultura Monteclaro. Oltre a queste anche una tomba a camera, sempre caratterizzata da questi materiali con queste superfici rosse steccate che hanno subito questi trattamenti, no? Che le rendono particolarmente lucide peraltro. E quindi un piccolo lembo di questa necropoli fu salvato appunto grazie allo scavo archeologico che fu fatto nell'immediato. Certo, non sappiamo quanto la necropoli fosse estesa realmente, ed è verosimile anche che ci siano tutt'attorno ovviamente ancora lembi dell'area funeraria. Tenete presente che peraltro nelle fasi successive all'impianto della necropoli e al suo abbandono, il sito non viene totalmente accantonato dalle comunità che frequentarono questo territorio, tanto che in epoca punica qui fu installata un'altra necropoli e secondo le analisi fatte durante lo scavo dalla dottoressa Maria Rosaria Manunza, che era funzionaria della soprintendenza archeologa che all'epoca studiò e condusse lo scavo sul sito, lo scavo ha restituito anche tracce di un edificio di età romana con una vocazione di tipo produttivo, forse una villa rustica addirittura. Lei parla anche di vasche che probabilmente interpreta come utilizzate per la funzione di lavorare il vino, probabilmente, insomma di produrre vino. Quindi diciamo che è un sito che ha una lunga continuità di vita e che racconta appunto di momenti diversi della comunità che si installò in quest'area, in questo sito. Però è interessante notare appunto come effettivamente da una casualità poi alla fine si rinvengono anche in situazioni che magari sembrano insospettabili invece importanti testimonianze di cultura materiale, come in questo caso. Dall'età pre-nuragica passiamo all'età nuragica, facciamo un piccolo passo avanti ed è questo il caso appunto di trattare l'argomento che è uno dei più rappresentativi della storia del territorio di Settimo, per quanto riguarda almeno l'età nuragica, le fasi non storiche diciamo, che è quello del sito di Cucururagi, che tutti voi sicuramente conoscete, avete sentito nominare, non so se avete anche visitato, tenete conto che ora io racconterò quello che questo sito è per noi in seguito agli esiti di tutte le ricerche che hanno fatto in passato, in particolare il professor Azzeni prima e l'Università di Cagliari poi, ma di recente nel 2023 è stato interessato da una campagna di scavi realizzata proprio dalla soprintendenza, che ha interessato sia diciamo il nuraghe, o quello che del nuraghe rimaneva, e la parte attorno all'area attorno al nuraghe che conserva i resti di un villaggio, di un abitato. Tra l'altro questo argomento sarà oggetto di gli esiti diciamo, di questo scavo saranno oggetto di un convegno che pensiamo di fare entro l'anno, di organizzare entro l'anno insieme all'amministrazione comunale di Settimo come soprintendenza. Cominciamo con le prime notizie che noi abbiamo del sito di Cucururagi, che sono quelle che ci raccontano l'Angius e il Canonico Spano, che già però descrivono un sito in rovina ormai, quasi abbandonato, di cui restano poche tracce. Vi rimane tuttora, diceva il Canonico Spano, alla parte di levante un filo di 3 ordini di pietre, le une sopra le altre, con la porta d'ingresso il cui architrave è lungo 2,5 metri. Ora, tenete conto che il colle di Cucururagi è alto circa 90 metri, è veramente una docile altura, possiamo dire, no? Rispetto allo spazio circostante.
E quindi sulla cima di questo colle, considerate che l'abitato di Settimo si sviluppa quasi in piedi, fino ai piedi della collina. Quindi quando nella fine dell'Ottocento i viaggiatori o il canonico, altri studiosi ce lo descrivono, è chiaro che gli abitanti di Settimo sono probabilmente già pesantemente intervenuti sul sito, spietrandolo, recuperando materiale da costruzione e restituendo appunto le rovine di quello che un tempo doveva essere invece un edificio di tipo monumentale, molto più evidente e sviluppato, che in qualche misura, anche se questa collina non è altissima, doveva marcare questo territorio in età nuragica, doveva essere un punto di riferimento per le comunità vicine, perché i nuraghi nell'area, come sapete, cagliaritana non sono moltissimi, anzi si contano veramente, cagliaritana intendo ovviamente tutta la parte costiera della Sardegna meridionale. Quindi comunque è singolare pensare che questo edificio, in qualche misura posizionato in questo luogo, avesse la funzione di definire in maniera materiale, evidente, immediata il controllo di questo territorio ricco, fertile da parte di una comunità. E oltre ad essere uno spazio abitato, conserva in realtà anche ambienti legati a riti, alla ritualità, quindi ha anche, come dire, un significato che va oltre il semplice luogo di residenza della comunità, ma assume un carattere differente che lo rende un sito di estremo rilievo per tutta l'area della Sardegna meridionale, tanto che adesso vedremo gli aspetti più particolari. Le prime ricerche del professor Azzeni risalgono alla fine degli anni 50 in realtà, mentre è del 60 e del 61 la prima campagna di scavi condotta su questo sito. Il professore ovviamente si concentra sul sito di Cucurmuragi perché immediatamente riconosce un ingresso architravato, quello che lui vede, no? Che quindi è ciò che rimane di un edificio turrito del quale restano da capire tutte le caratteristiche. Questa è una planimetria, che è quella sempre del professor Azzeni, degli scavi che lui fece all'epoca, per cui si vede che il sito è articolato in più parti. Lui rintracciò i resti innanzitutto dell'ingresso architravato che vediamo qua, che guardano, che dalla cima della collina si vedevano in realtà a grande distanza, mentre da questo ingresso si ripartiva una muratura in grossi blocchi di circa 12 metri di lunghezza, che poi congiungeva quindi questo ingresso con i resti di un altro edificio che fu interpretato appunto come una seconda torre rispetto alla prima individuata da questo ingresso. Il professor Azzeni ricostruisce così la presenza di un nuraghe presumibilmente trilobato, cioè composto da 3 torri, di cui lui individua solo però due parti, 2 elementi. La terza torre, che doveva essere quella principale, in realtà non viene ritracciata durante lo scavo e rimane quindi un'ipotesi che il professore fa ovviamente sulla base di analogie con altri siti, no? Ragionando sulle caratteristiche dello sviluppo planimetrico dei nuraghi ovviamente. E quindi questa è sostanzialmente la descrizione del nuraghe di Cucurmuragi che il professor Azzeni ha consegnato alla storia, un edificio turrito trilobato. Sulla sinistra vedete quello che è, sulla sinistra in realtà sì, quello che è un fronte di cava, probabilmente molto più tardo, però quello è il limite, il lembo sostanzialmente della collina. Da lì il rilievo si fa molto aspro, discende rapidamente. Quindi diciamo che il sito, così come l'abitato, si sviluppano di più verso la parte legata, più vicina alle torri. Queste sono alcune delle immagini del pozzo che si apre scendendo, entrando, attraversando l'ingresso architravato e trovandosi di fronte a una lunga gradinata che scende per diversi metri sottoterra e che conduce alla camera sotterranea dove si praticava il culto dell'acqua, al pozzo sacro sostanzialmente, che è conservato nel cuore della collina di Cucurmuragi. Quindi noi abbiamo sulla parte superiore il nuraghe, dentro il nuraghe, in una delle torri, si apre la gradinata che scende poi e porta alla camera sotterranea. Questa è una delle foto che scattò, sono le foto del professor Azzeni queste sostanzialmente. Per capire meglio la complessa struttura del sito, ecco, queste sono alcune immagini del pozzo. Io vado vorrei andare prima alla planimetria, ecco, vado un po' più avanti e poi torno indietro, che penso sia più utile. Allora, questo, come abbiamo detto, è l'accesso. Qui si apre la gradinata che scende
per diversi metri sottoterra, quindi siamo almeno a 8 metri sotto la superficie, sotto il piano della superficie, e porta ad una camera a tolos, quindi con una copertura pseudocupola cosiddetta, che è la copertura tipica che tutti conoscete ovviamente negli ambienti di età nuragica, nelle torri. Questa camera a sua volta poi presenta nel pavimento una ghiera, un unico elemento di arenaria che cinge l'imboccatura della canna d'acqua del pozzo. Questo pozzo, che vedete qua, scende per almeno una ventina di metri sottoterra. Tenete presente una ventina di metri in tutto, sono 12 metri di canna foderata più 8 metri circa di sifone che continua a discendere, quindi captando l'acqua da una vena che si trova, da una vena d'acqua che è leggermente salmastra, probabilmente connessa addirittura ad una fonte di cui non è rimasta traccia, nonostante io abbia cercato in lungo e in largo, e che si trova a breve distanza dal colle, della quale sono riuscita a carpire il posizionamento proprio perché in realtà raccontandomi, insomma ascoltando i racconti degli anziani del paese, perché la ricerca archeologica si fa anche così, come dire, ho potuto raccogliere le loro testimonianze che raccontavano di una fonte addirittura anche monumentalizzata in qualche modo, in grossi blocchi, di cui non è rimasto nulla, ma che veniva chiamata Fontana Sassa. Sassa vuol dire salata. Quindi anche l'acqua del pozzo, che è stato chiarito insomma con tutte le indagini fatte, è leggermente salmastra, quindi a maggior ragione sicuramente c'è una connessione insomma tra la vena d'acqua da cui captava il pozzo e questa fonte. È un'opera idraulica, oltre che monumentale, straordinaria questo pozzo. Ovviamente, peraltro coniuga due aspetti che sono quelli del nuraghe e quelli dell'area sacra nello stesso sito, che anche questa è una particolarità ovviamente. E una delle sue, le sue particolarità lo rendono anche molto fragile, va detto anche questo. Torno un attimo indietro e vi faccio vedere, ecco, questa è la camera, così come è foderata di piccole pietre, e questo è il pavimento in terra battuta, e questa è la ghiera monolitica che cinge l'imboccatura della canna. Considerate che è incastonato nel cuore della collina ed è cinto, sostanzialmente racchiuso da strati marnosi e argillosi. È la marna sostanzialmente anche il materiale principale con cui è stato costruito, che è un materiale particolarmente fragile, che si degrada molto ma molto facilmente, esposto alle intemperie. Quindi proteggerne le strutture comunque richiede interventi di manutenzione, interventi di restauro, insomma richiede attenzione, ecco, diciamo questo. Una delle problematiche è che sostanzialmente sembra quasi che questo pozzo respiri con la collina, sostanzialmente. Ormai è talmente diventato tutt'uno la sua struttura con gli strati geologici nei quali è costruito, che si gonfiano continuamente ovviamente per la presenza d'acqua, anche questi, che sostanzialmente subisce delle piccole variazioni effettivamente la sua struttura, piccole variazioni che nel tempo in qualche misura lo sollecitano, ma effettivamente è ancora perfettamente conservato ed è giunto ai giorni nostri in un ottimo stato di. Tra l'altro, ecco, qua si vede meglio anche quella che è la canna foderata in tecnica meteoritica. Comunque costituisce un'opera portentosa effettivamente per il tempo, non stupisce, non deve stupire oltre misura, perché effettivamente noi lo sappiamo che le conoscenze tecniche dell'epoca erano tali da raggiungere risultati eccezionali, che quindi comunque denotano una capacità notevole, però effettivamente questo pozzo è abbastanza rappresentativo, no? Di queste conoscenze tecniche. Quindi ecco, queste sono le caratteristiche del pozzo, come dicevamo. Nell'area è attestato sicuramente materiale relativo al bronzo medio, in minor misura, ma lo scavo ha restituito prevalentemente elementi del bronzo recente e finale e soprattutto della prima età del ferro, quindi delle fasi comprese tra il XIV e il XIII e l'VIII e VII secolo a.C. I materiali sono stati studiati dal professor Azzeri, che pubblicò immediatamente gli esiti dello scavo, e poi di recente sono stati ripresi in realtà anche da Dele Ibba, Gianfranca Salis e Alfonso Stiglitz, che hanno ripreso proprio i materiali che non vengono tanto dal pozzo quanto dall'area del villaggio. Il villaggio è un altro aspetto importante. Ecco, questa è una delle foto dell'imboccatura fatta
questa è una foto del precedente al 2023, l'ho fatta io diversi anni fa, oggi il pozzo non è più così, effettivamente. Perché? Perché nel tempo, per proteggerlo, era stata costruita una casettina, chiamiamola così, una strutturina di cemento sopra l'architrave, sopra l'ingresso architravato. Questa struttura ovviamente si è ammalorata, è andata degradandosi ed è diventata un problema effettivamente anche per il pozzo. Così nel 2023 la soprintendenza è intervenuta smontandola, demolendola e restituendo le strutture alla libertà, sostanzialmente alla totale visione, oltre che insomma ha fatto anche lo scavo, l'ufficio, quindi oggi se voi andate sul sito non lo vedrete non in questa veste, è una veste completamente differente, anzi magari il prossimo convegno sarà l'occasione per visitarlo e vedere come è cambiato nel tempo. Esatto, un cancelletto in metallo mi sembra. No, in realtà si è deciso di sistemare una grata all'ingresso, una grata forata, completamente forata, che lascia perfettamente visibile quello che c'è, anche perché non aveva senso obiettivamente chiuderlo in altro modo. Quindi è perfettamente visibile. L'unica cosa è che non si può scendere in totale autonomia, perché potete immaginare la gradinata è molto ripida, non arriva al fondo della camera, si interrompe a un certo punto, come avete visto prima c'era una scaletta di legno nella foto precedente, perché c'è un dislivello di circa 1,5 metri, quindi insomma comunque sia l'accesso va governato in qualche modo, ecco. Allora, qui velocemente vi voglio solo farvi vedere alcune immagini invece dell'area del villaggio che si sviluppava, documentato almeno per le fasi della prima età del ferro, attorno al nuraghe. Lo scavo qui realizzato soprattutto nel 1998, sempre dal professor Azzeni, poi ovviamente dall'Università di Cagliari, aveva messo in luce una struttura, una capanna di forma costruita con pietre disposte a secco, di forma pseudo-rettangolare, che ha restituito tutta una serie di elementi materiali, di cultura materiale, di reperti, che raccontano qualcosa effettivamente delle fasi di vita, della vita della comunità che viveva in questo villaggio e che in qualche modo sono interessanti perché ci parlano di una comunità aperta, non di una comunità chiusa, ma di una comunità che sicuramente aveva contatti con genti che venivano dal mondo orientale, oltremare in queste fasi. È normale, la Sardegna è frequentata, come tutti sappiamo, da genti levantine nella prima età del ferro, che in qualche misura instaurano connessioni e legami anche molto stretti, no? Con le comunità locali. In particolare qui sono stati rinvenuti oggetti di spiccata e chiara tradizione e tecnica tipicamente nuragica, ma anche oggetti che in qualche modo sembrano invece richiamare forme e tecniche orientali. Per esempio nell'immagine, nella foto vedete una piccola anforetta miniaturistica, questa, che in realtà in forma appunto di piccola misura riproduce la forma tipica dei recipienti fenici di VIII-VII secolo a.C. Quindi in qualche modo c'è un riferimento, c'è un richiamo a forme che vengono da un mondo lontano, da un mondo diverso, e quindi a contatti tra questa comunità e quelle esterne. Quindi non dobbiamo pensare a uno spazio chiuso, a un villaggio, a una comunità che non è aperta, diciamo, e consideriamo che Settimo è praticamente sulla bocca del Mediterraneo, così come Cagliari, così come l'isola nostra, insomma. Quindi la circolazione, gli scambi e le frequentazioni con popoli che venivano da oltremare erano all'ordine del giorno, erano una normalità. Ecco, quindi questo è uno dei siti più rappresentativi della storia del territorio, dell'età nuragica, e noi torneremo dopo su Cucur Nuragi per parlare dell'Arca del Tempo, effettivamente, della costruzione dell'edificio, che ci è utile non solo per raccontare dell'archeologia di Settimo, ma anche per parlare effettivamente di quello che è l'approccio oggi come possiamo dire, alla frequentazione delle aree archeologiche e alla gestione della valorizzazione di questi siti in funzione ovviamente di un inserimento all'interno della vita delle comunità attuali, come dicevamo prima, in qualche modo. Io farei un salto ora all'età romana, non perché l'età punica non sia documentata sul territorio, ma perché di fatto non è stata studiata e documentata in maniera consistente effettivamente, salvo casi di aree di dispersione di materiale archeologico mobile che testimoniano una frequentazione, questo è evidente ed è molto chiaro. Sono diverse le aree funerarie documentate di età punica, resti di necropoli, spesso però ormai anche sconvolte, mentre mancano aree di abitato consistenti invece sottoposte a studi. Diciamo che il territorio necessita sicuramente di un ampliamento delle indagini e delle analisi che magari speriamo insomma arriverà anche in futuro, perché
non è esaurita la conoscenza che noi abbiamo, ovviamente. Per l'età romana abbiamo alcuni siti rappresentativi che ho scelto per raccontare questo territorio. Il primo è la località di Carzerano. Carzerano si trova a circa 200 metri in realtà a sud dal colle di Cucurumuragi, quindi non troppo lontano da Sagosta e Scrust, dal sito che abbiamo citato prima, quindi sempre nella fascia compresa tra Settimo e Serargius, siamo lì, nelle campagne che si distendono tra Settimo e Serargius. Questo sito ci è noto già dalla fine dell'Ottocento, in realtà, perché qui le prime testimonianze ci parlano del rinvenimento di tombe coperte da tettucci di tegole, scrivevano all'epoca, quindi da tombe alla cappuccina, da embrici, da tegole, tipiche dell'età romana ovviamente, e da tombe arricchitilismos, cioè tombe all'interno di anfore, che anche queste sono chiaramente riconducibili alle stesse fasi storiche. Sono notizie appunto della fine del 1800, poi tutto tace fino agli anni 50 del Novecento, quando il professor Azzeri, appunto interessandosi al territorio di Settimo, conduce anche delle ricognizioni in questa zona e riscontra la presenza di materiali di età romana anche lui, pensando a un insediamento che secondo la sua interpretazione poteva essere connesso effettivamente a un riuso o comunque alla presenza del nuraghe di Cucurumuragi in qualche modo, come spesso succede. Tutto tace nuovamente per un po' di tempo, fino agli anni 80, vengono fatte qui altre ricerche di superficie dal professor Giovanni Ugas, che all'epoca era ancora funzionario della soprintendenza, perché il professor Ugas è stato funzionario e poi docente all'università, anche io sono stata una sua studentessa peraltro, e documenta la presenza di una necropoli, anche lui ormai però ridotta a pochi lembi. Si arriva agli anni 2000, quando durante i lavori per la realizzazione delle condotte idriche, lavori dall'allora EAF, Ente Autonomo Fiume Mendoza si chiamava, emergono i resti di una struttura costruita di età romana che è articolata in più ambienti, di cui vedete le immagini, con pietre disposte a secco ed embrici, cioè frammenti di tegole sempre, che vanno a comporre queste pareti, queste murature, delimitando ambienti quadrangolari disposti in sequenza come quelli che vedete. Quindi queste strutture avevano uno zoccolo di pietra e un alzato in mattoni crudi, evidentemente, che non si è conservato. Lo scavo, chiaramente vedete nell'immagine, si vedono anche i tubi dell'EAF sullo sfondo, ha potuto intercettare solo una parte di questa area che, secondo gli studi dall'epoca, era sempre la dottoressa Manunza a seguire le indagini, aveva una vocazione artigianale, questo ha pensato lei, quindi una qualche area produttiva. Non sono più state fatte indagini archeologiche di scavo da quel momento, quindi di fatto verosimilmente il sito si estende oltre e chissà, magari in futuro si avranno altre notizie in merito. Oltre al sito di Carzerano c'è un altro sito che ha restituito invece testimonianze funerarie interessanti, però ci spostiamo geograficamente anche di molto, perché non siamo più nella zona diciamo tra Settimo e Serargius, vicina alla via del lavoro, perché più o meno siamo lì. Adesso ci spostiamo nella zona di Suvadru, cioè lungo la strada che da Settimo conduce verso Dorianova, verso la 387. Più o meno, no? La chiesa di San Giovanni, di cui parlerò tra poco, si trova lungo questo percorso. Ce ne sono due di strade. Sì, ce ne sono due. Ce n'è una che arriva alla 387 direttamente dal casello della ferrovia, e poi c'è l'altra che invece devia leggermente, ma passa a fianco alla chiesa di San Giovanni e così poi riconduce alla 387 in sostanza, anche quella alla fine del percorso. A non troppa distanza appunto dalla chiesa di San Giovanni, nel 1988, durante i lavori per l'apertura di una strada vicinale cosiddetta Riulillu o Ziulillu, secondo appunto le testimonianze orali, furono rinvenute 11 tombe romane, di cui 9 alla Cappuccina e 2 incenerazioni in fossa terranea. Ovviamente furono subito violate dai clandestini, perché si tratta anche in questo caso di un avvenimento fortuito. Diciamo che qui però l'intervento fu tempestivo ma non abbastanza, e quindi fu possibile, la soprintendenza intervenne anche in questo caso, fu possibile rintracciare il materiale ceramico e i resti, insomma, i reperti che accompagnavano queste sepolture. La cronologia è compresa nell'età imperiale, si parla di un bicchiere in vetro datato al I secolo d.C., quindi siamo in piena età romana.
Perché ho parlato di questa necropoli? Perché verosimilmente è una delle aree funerarie collegate a uno dei più importanti centri di età romana che abbiamo potuto registrare, siti, scusate, di età romana che abbiamo potuto registrare nel territorio di Settimo, che è quello che riguarda proprio la chiesa di San Giovanni Battista. La chiesa di San Giovanni Battista si trova lungo la strada, è una chiesetta campestre di impianto romanico che in realtà per la maggior parte dell'anno credo sia chiusa, viene aperta proprio in occasione delle festività per il santo e durante tutto l'anno non credo che si celebrino le messe, sì. I monumenti aperti l'hanno aperta di recente, i monumenti aperti e poi insomma, si chiude di nuovo. San Giovanni è teatro, la chiesa di San Giovanni e lo spazio, il sagrato della chiesa sono teatro nel 1996 del rinvenimento di importanti testimonianze di età romana. Noi sapevamo già in realtà prima del 96 che il sito era frequentato in età romana perché sempre dagli studi del professor Ugas era nota la presenza dei resti di un edificio, diceva lui, con mattoni e tegole amate. Le tegole amate non sono altro che le tegole romane che hanno quelle protuberanze, no? Su uno dei lati che servono per fare presa, diciamo, sulle pareti, ma conservare comunque dei passaggi liberi per gestire situazioni particolari. Sono tipiche delle terme, infatti, le tegole amate, ma non solo, effettivamente. Lui parla di pavimenti in coccio-pesto, di tonaci di calce, insomma descrive resti di un edificio dispersi nelle campagne, quindi qualcosa era già noto del sito, ma nel 96, ecco questa è più o meno l'area circoscritta, tenete conto che non è un sito frequentato solo in età romana perché a breve distanza furono rintracciate ben 24 capanne nuragiche, un nucleo di capanne nuragiche che il professor Lucas esaminò negli anni 80 che erano appunto dall'analisi che mi fece state abbandonate a seguito di un evento violento, di un incendio che probabilmente aveva costretto la comunità che le aveva impiantate ad abbandonare questo piccolo villaggio. Ecco, nel 96 durante i lavori di piantumazione per un uliveto, se non ricordo male, fatti dal comune di Settimo, emergono i resti, vedete proprio c'è lo scavo della Benna nella foto, emergono i resti di un pavimento mosaicato. Un pavimento mosaicato policromo, quindi con tessere composte di diversi colori che da subito insomma si rivela di particolare interesse, così che di lì a poco nel 98 l'Università di Cagliari decide di chiedere la concessione di scavo e di intraprendere tutta una serie di campagne di scavo archeologico con gli studenti dell'università che arriveranno fino in realtà fino al 2011, l'ultima campagna di scavo è del 2011, alla quale poi ho potuto partecipare io stessa, effettivamente, che ero già all'università all'epoca. Poi qualche piccolo intervento è stato fatto dalla sovrintendenza di recente, qualche anno fa, è tutto qua, diciamo come scavi però sistematici in estensione, diciamo che lo studio più importante è quello che ha fatto l'Università di Cagliari, effettivamente. Quella che vedete, la foto che vedete in basso mostra proprio gli scavi della Benna che poi sono stati regolarizzati per cercare di indagare e di capire ovviamente quale fosse la situazione una volta emerse le tessere musive. Fu condotto lo scavo che portò alla messa in luce di due tombe negli strati più superficiali, cioè quelli in realtà più recenti, non direttamente connesse quindi allo strato che aveva restituito il mosaico, quindi alle ultime fasi di vita di questo sito. Una delle sepolture, quella che vedete nell'immagine, è stata studiata dalla professoressa Rosalba Floris dell'Università di Cagliari, che si è occupata proprio dell'analisi dei resti osteologici. Si tratta di un individuo di sesso maschile posto in posizione supina, come potete vedere, all'interno di una fossa semplice, una fossa terragna, è un inumato, era coperta da tegole, di cui sono rimasti frammenti e sono stati rintracciati durante lo scavo, quindi una tipica tomba alla cappuccina probabilmente. Mancava il corpo, come vedete, dalla parte centrale della pancia, del ventre, sostanzialmente del torace, portati via dai lavori agricoli, mentre il resto del corpo si presentava in connessione anatomica, insomma, gli arti sono nella posizione in cui erano stati effettivamente collocati al momento della deposizione del defunto. È un adulto di 55 anni che dall'analisi peraltro della dentatura, secondo la professoressa Floris, era afflitto da una grave infezione dentale ed è verosimile che sia morto per questo, successivamente. Questa è una delle ipotesi.
Un'altra sepoltura trovata lì vicino apparteneva invece a una figura femminile, ad una donna, ormai però molto sconvolta. A questa sepoltura si conservavano solo pochissimi resti, una donna adulta di bassa statura e di corporatura minuta, di cui non abbiamo molti altri elementi. Tenete conto che lo scavo a San Giovanni non è stato condotto in estensione su tutta l'area, si è limitato alla porzione che oggi che sostanzialmente è accanto al muro perimetrale della chiesa, che se andate a vedere il sito potete osservare, è molto limitata effettivamente. Quindi sarebbe interessante invece estendere lo scavo oltre, dietro la chiesa, per intenderci dietro la recinzione del sagrato, oppure nell'uliveto a fianco, perché c'è un estesissimo uliveto, e cercare di capire di più. Quindi diciamo che i dati che abbiamo riguardano una piccola porzione del sito. Gli scavi però si concentrarono, come vi dicevo, sull'area del mosaico, perché era questo ovviamente l'elemento più eclatante dal punto di vista materiale, che poteva restituire più informazioni possibili sull'uso del sito e che quindi fu oggetto di particolare attenzione durante le campagne di scavi dell'università. Il mosaico di San Giovanni è particolarmente esteso, oggi è completamente coperto. Sì, è completamente coperto perché deve essere sottoposto ad interventi di restauro, e lasciarlo diciamo, esposto agli agenti di degrado e alle intemperie non farebbe altro che provocarne la perdita di fatto. Non è facile però gestire la presenza di questo mosaico qui, perché le soluzioni sono molto poche. Restaurare il sito significherebbe poi garantirne la vista, ma coprendolo in qualche modo, e assicurandone una custodia costante e continua, che comunque richiede appunto una gestione, quindi se ne è parlato tante volte ma non si è mai giunti a una conclusione. L'alternativa è quella di fare un'operazione che si fa molto spesso, che non è che debba spaventare più di tanto, che è l'asportazione ovviamente del mosaico, che viene fatta dai restauratori e che comporta il consolidamento e poi l'esposizione in altro luogo. Quindi sono tutte ipotesi che sono state vagliate nel tempo e per adesso è comunque protetto e non visibile. Questa è una delle immagini della conclusione dello scavo, del primo scavo che fu fatto. Come potete vedere è particolarmente esteso e mostra elementi decorativi di varia tipologia distribuiti in più pannelli connessi all'interno di questo tappeto musivo da cornici, che a loro volta sono altri elementi decorativi che distribuiscono la superficie e la regolarizzano in qualche modo. Ecco, questo è un disegno invece. Come potete vedere qui abbiamo le cornici appunto che delimitano i pannelli, all'interno dei quali all'interno dei pannelli abbiamo appunto motivi decorativi che vanno a prevalere sugli altri e che si alternano e che lo rendono appunto un manufatto particolarmente ricco, diciamo, anche dal punto di vista della scelta dei motivi che lo hanno arricchito da parte degli artigiani che l'hanno realizzato nel tempo. Questi sono alcuni particolari delle decorazioni. A sinistra abbiamo questo motivo a zigzag, vedete che le tessere sono nere, sono bianche, gialle, rossicce, virano in alcuni casi anche all'azzurrino, sono tutti materiali lapidei, salvo le tessere rossicce che sono fatte di terracotta invece. Sulla destra si vede invece questo motivo a squame multicolori, e poi sotto abbiamo questa cornice a ovuli che vanno appunto a delimitare i pannelli più grandi, che invece sono quelli più articolati. Vedete, questo è un motivo, insomma, in cui vediamo una serie di cerchi tangenti, quindi che si toccano per l'estremità e che alternano al loro interno motivi differenti, in alcuni casi motivi geometrici. Non è un caso se questo viene definito appunto stile geometrico oltre che stile fiorito, perché si vedono proprio tra i cerchi tangenti i fiori resi con queste tessere rossicce, ed è uno stile tipico ovviamente di determinate fasi dell'età romana. Ci troviamo nel periodo imperiale, siamo in un periodo compreso almeno tra il secondo e il terzo secolo d.C. e andiamo un po' più avanti anche fino al sesto secolo d.C. Diciamo che lo studio di questo mosaico l'ha fatto la professoressa Simonetta Giolillo, che è una dei massimi esperti, insomma, di arte evosiva d'età romana in Sardegna, e lei lo attribuisce proprio basandosi sull'analisi dei motivi decorativi al periodo compreso tra il V e il VI secolo d.C. Quindi siamo già sul finire dell'età romana in realtà. Questi sono, ecco, altre foto dove possiamo vedere gli altri motivi decorativi, un motivo a losanga multicolore con i due fiori di loto disposti nella parte centrale, e il motivo geometrico che si staglia, ecco, a occupare praticamente tutto l'interno della losanga, dove vediamo sempre questa alternanza, no? di motivi geometrici e floreali.
che è stato rinvenuto nello scavo del 2007, una piccola porzione, come vedete tutto attorno, in realtà ormai non c'è granché attorno a questo piccolo lembo, perché nel tempo comunque il sito è stato inutilizzato dopo le fasi dell'edificazione e dell'uso dell'edificio a cui apparteneva questo pavimento in maniera svariata, diciamo. Qui potete vedere lo scavo del 2011 che ha messo in luce invece questo motivo a scacchiera, che poi prosegue oltre, diciamo che l'area di scavo arriva più o meno a 1 metro forse di distanza dal muro perimetrale della chiesa. Tenete conto che lo scavo non ha messo in luce in realtà il limite del pavimento musivo, quindi per quel che noi ne sappiamo verosimilmente prosegue verso la chiesa. È chiaro che sarebbe compromettente per la chiesa procedere con lo scavo in quella direzione, quindi non è auspicabile, ecco, diciamo così. Però non abbiamo il limite del mosaico, almeno sul lato della chiesa, effettivamente. Un edificio importante di carattere pubblico, perché realizzare quello che noi oggi, per noi è un mosaico, per l'epoca era un pavimento calpestabile, intendiamoci, no? Ed era il pavimento calpestabile di un edificio che era stato realizzato da qualcuno con una certa disponibilità anche economica, con risorse, perché qualcuno che si poteva permettere di chiamare delle maestranze, degli artigiani che l'avrebbero realizzato, il che ci dice che probabilmente è un edificio che ha carattere pubblico. Questa è l'ipotesi. In realtà, come dire, la professoressa Angiolillo ha comunque studiato tutta una serie di possibilità. Lei pensa anche che possa essere legato alla presenza di una mansio tra le varie ipotesi che cita. Cosa sono le mansiones? La mansio è una stazione di sosta di età romana, quelle che noi oggi conosciamo, no? Nella viabilità moderna, in età romana. Esatto, ecco, in qualche modo era, cioè, quanto di più vicino all'autogrill, ecco, in età romana l'avremmo potuto trovare. Cioè dei luoghi dove lungo la viabilità romana ci si poteva fermare, ci si poteva rifocillare, si poteva cambiare cavallo, per intenderci, e potevano essere più o meno strutturati dalla mansio, che è una realtà piccolina, fino alla stazione vera e propria, che è una realtà più ampia, e che in alcuni casi si accompagnano anche alla presenza di edifici di carattere pubblico importanti, anche a terme, a strutture termali. Non dimentichiamoci che qui, secondo alcune analisi, effettivamente ci sono materiali che ricondurrebbero anche alla presenza di terme. Quindi, quello che possiamo dire è questo, che c'era un edificio importante, che rivestiva un ruolo sicuramente di livello per la comunità di età romana che si trovava in questo luogo, e potremmo individuare qui anche quello che è il centro principale probabilmente dell'abitato di età romana, almeno allo stato attuale degli studi, effettivamente, perché... Sì. Ma è la chiesa, sì. La chiesa a che epoca risale? Al 1200, vi dicevo prima, è l'impianto romanico, quindi è molto successiva. È molto quindi è probabile che abbiano costruito sopra. Certo, sicuramente. Non è casuale questo. I siti che hanno particolare, che rivestono un significato importante per le comunità di età antica, cosa fanno? Continuano, come dicevo anche prima, a conservare quel ruolo, a rivestirlo in qualche modo, trasformandosi nella loro natura e nella loro funzione, ovviamente con l'evolversi della comunità stessa, ma si impiantano nuovi edifici, così che in età medievale qui sorge la chiesa di San Giovanni, sulle strutture, sui resti dell'edificio di età romana, tanto che le mura della chiesa stessa, se voi le guardate con attenzione, noterete che ci sono le rocchi di colonna, soglie inutilizzate, insomma, denuncia immediatamente la sua azione di spolio dell'edificio antico che si trovava qui quando l'hanno realizzata. Quindi questo è uno dei siti più rappresentativi. Per l'analisi fatta sul territorio, io stessa ho battuto e ho percorso per l'università tutte le campagne attorno al sito, cercando di mappare, di raccogliere tutto il materiale archeologico mobile che si trova nella zona, cercando di capire in che misura questo materiale potesse in qualche modo raccontare di più delle fasi di frequentazione del sito. Questi sono alcuni dei materiali frutto della ricognizione, per esempio un frammento di anfora greco-italica del IV-III secolo a.C. che vedete nell'immagine. Io li ho voluti portare e far vedere solo perché effettivamente magari ad un occhio non esperto frammenti di materiali come questi nelle campagne non raccontano nulla e in qualche misura si sottovaluta forse il potenziale narrativo che possono avere, quello che possono raccontare. Invece è molto più frequente di quanto non si pensi rintracciare aree di dispersione di questi materiali, che proprio perché si tratta di zone poi non edificate, non urbanizzate,
nel tempo invece preservano queste tracce, si prestano ad una lettura archeologica che ci dà effettivamente anche con piccoli elementi informazioni che invece ci sono molto, molto utili. Per esempio questo è un frammento di forno Tanur, un forno tipico della, diciamo oggi ancora utilizzato nel mondo orientale, usato per la cottura del pane, che si riconosce per le editate sulla superficie, che in realtà rimanda alla tradizione orientale, che quindi giunge da noi già soprattutto molto diffuso nelle fasi puniche, ma anche prima, dalla prima età del ferro. Quindi piccoli frammentini come questo raccontano appunto moltissimo dal punto di vista culturale. Questa è solo una carta di distribuzione che mando velocissima, perché se osserviamo i puntini rossi che rappresentano le aree, i punti in cui noi abbiamo rintracciato evidenze archeologiche di età romana, ci rendiamo conto che mettendo insieme queste tracce effettivamente si riesce a cogliere anche quelli che erano i percorsi viari di età antica, perché se osserviamo questa strada, come potete vedere, è costellata di insediamenti. Quindi possiamo in qualche misura attraverso questi studi ritracciare anche quelle che erano le linee di percorrenza, le vie che ancora oggi addirittura sono ricalcate dalla viabilità moderna, quindi non è che la memoria registra e conserva ancora oggi in qualche modo tracciati viari che hanno una tradizione invece molto più antica di quella che possiamo pensare. Ecco, farei un breve passaggio adesso, chiudendo sull'età romana, diciamo, e su quella che è insomma, l'analisi territoriale, che peraltro necessita ovviamente di implementazioni, necessita di nuovi studi, di nuove ricerche, perché tutta la parte a nord del territorio è stata indagata molto poco effettivamente, quindi ancora tutta da comprendere, da battere effettivamente. Faccio un piccolo passaggio su quella che è l'Arca del Tempo e torno un attimo a Kurunuragi e invece passo ai giorni nostri, quindi dall'età antica. Così rispondo anche alla curiosità del signore che mi ha fatto la domanda poco fa. Nel 2003, se non erro, sono iniziati i lavori per la costruzione dell'Arca del Tempo, che è una struttura edificata all'interno praticamente della collina di Kukururagi, emerge solo in parte. Una buona parte della struttura è totalmente interrata all'interno della collina, tant'è che è, come dire, perfettamente fu considerata, e lo è effettivamente perfettamente compatibile con la tutela del sito. Innanzitutto furono fatti dei saggi di archeologia preventiva prima della costruzione dell'edificio per verificare che non fossero presenti resti appunto di età antica e non furono rintracciate però tracce consistenti, diciamo nulla che indichi ecco, l'estensione del sito nel punto in cui è stata costruita l'arca. Ecco, in questa immagine si vede molto meglio, praticamente affonda nel cuore della collina, tant'è che se voi osservate il colle arrivando dalla strada, dalla via del lavoro, da cui si apprezza proprio la collina, in realtà non è percettibile l'esistenza di questa struttura se non da alcuni punti di vista, tant'è che ha ricevuto anche tutta una serie di premi proprio perché come dire, è uno strumento di valorizzazione del sito che ha un minimo impatto, un minimo o trascurabile impatto sullo stesso, quindi costituisce un presidio utile ma è studiato proprio per essere compatibile con le caratteristiche del sito stesso. L'arca fu costruita con l'obiettivo di ripercorrere la storia del territorio di Settimo, di fungere da struttura, fu definita così, struttura didattico-divulgativa quando fu costruita, per volere dell'amministrazione comunale, era un progetto dell'amministrazione. E rimase anche aperta, la inaugurammo nel 2007 se non ricordo male, la prima apertura. Come potete vedere la particolarità, questo è un pannello ma vado all'altro, ecco qua, la particolarità è che nella sala ipogeica, che è la sala sotterranea, dentro, totalmente interrata nel cuore del colle, c'è uno schermo che cerca di, come dire, che a tutta parete, in qualche misura, consente di visionare quelle che sono ricostruzioni virtuali dei paesaggi antichi che riguardano non solo Settimo ma tutto il territorio di Cagliari, da diversi punti di vista. Quindi, per esempio, è possibile vedere, che ne so, quello che si poteva osservare in età antica scorrendo lo sguardo di 360 gradi dal colle di Kukururagi oppure dal colle di Sant'Elia. Sono ricostruzioni tridimensionali che ovviamente per l'età moderna sono fatte di foto, immagini attuali, per l'età antica sono il frutto di studi, di ricostruzioni dello sviluppo del paesaggio antico, di raccolta dei dati, degli scavi, delle ricerche, delle analisi territoriali
e sono frutto di un lavoro fatto da un'equipe di studiosi, cito per esempio Maria Di Riba, Alfonso Stiglitz, ma anche Alberto Soi che si occupò della parte della iOS design, che si è occupato insomma della parte grafica. È rimasto aperto per molto tempo al pubblico, diciamo, questo viaggio virtuale nel tempo. Attualmente non è visitabile che io sappia per motivi di tipo tecnico, e credo che comunque sia intenzione dell'amministrazione insomma riaprirlo, forse per monumenti aperti si è riusciti a vedere qualcosa, però ci sono buone prospettive perché in futuro possa tornare ad essere visitabile in maniera continuativa. Bene, io, ecco, l'Arca del Tempo raccoglie anche qualche reperto e oggi ospita anche una collezione con una piccola mostra. In futuro, come vi dicevo, a breve organizzeremo questo convegno con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Non escludo che insomma, ci sarà anche l'intenzione anche quella di organizzare una mostra con i reperti restaurati degli scavi pregressi e degli ultimi scavi, quindi ci sarà sicuramente qualcosa di interessante da vedere se deciderete di venire al convegno. Bene, io ho concluso.